Live Social. Amici di Live Social, buonasera e ben ritrovati qui su Radio Lombardia. Continuiamo nella nostra nottata insieme e qua con noi c'è Bruno Toniolo. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora Bruno, tu sei una figura, possiamo dire, artistica un po' particolare, no? Perché sei un cantante e pittore. Secondo me è interessante partire dall'esplorare un po' il tuo percorso che ti ha portato ad essere entrambe le cose, no? Esatto. Beh, niente. Ricordo che il mio primo strumento musicale fu a 6 anni. Mio nonno mi regalò un'armonica a bocca, che lui suonava molto bene. Me la diede, tra l'altro non mi dice guarda gira alla destra, gira alla sinistra. Data così. Ho iniziato a suonare ed era completamente il contrario. E quindi ho iniziato in questo modo. Mi sentivo più bravo degli altri bambini perché dicevo io ho un'armonica quando erano feste di Natale, così suonavo ed ero... Basta, niente. Poi dopo cosa è successo? A una certa età ho iniziato a fare chitarra classica perché mi piaceva la musica. Ho creato un gruppo inizialmente, suonavo la chitarra, cantavo le canzoni melodiche, quelle troppo ritmiche non riuscivo. Mi uscivano bene quelle melodiche. Cosa è successo? Un altro gruppo, suonavo il basso perché questi avevano bisogno del basso e quindi questi strumenti me li passavo tranquillamente l'uno con l'altro e via, andavo così. A un certo punto questo ripetere le canzoni degli altri mi sembrava di essere un pappagallo che cercava di copiare le canzoni degli altri, ma riuscivano molto meglio a loro che a me. Volevi fare qualcosa di tuo, Volevo insomma, fare qualche no? cosa di mio. Ho iniziato con la pittura, che avevo un attimino studiato di disegno tecnico, per cui una pittura mi ha portato ad andare molto avanti. Ho cominciato a vincere premi su premi, anche qualche bel soldino, no? E ho abbandonato completamente la musica per anni, per molti anni. Alcuni anni fa ho iniziato ancora con la musica, però in un modo completamente mio. Dicevo, come io sono arrivato alla pittura. Prima facevo la pittura realistica, avevo lo studio a Bellagio. Io ho fatto migliaia di quadri del paesaggio di Bellagio. Ho venduto quadri di tutto il mondo, perché appunto a Melbourne, in Australia, Rosso Veneziano, un titolo dei miei quadri, Sì. li ho venduti in Australia. Che Rosso Veneziano è anche il nome del tuo profilo Instagram e del Sì, canale perché a me è YouTube, piaciuto no? fin da piccolo il colore rosso delle case. E lì erano case di pescatori, quando arrivavano a Murano, Sì. e lì arrivavano e ognuno voleva vedere un colore della casa, la voleva vedere rossa, non poteva farla grigia, altrimenti con le navi si andavano a sbattere contro. Certo. Quindi questo rosso mi è rimasto impresso, come può essere il rosso pompeiano, per dire. Io ho questo rosso che mi è rimasto in mente. Il fatto di essere veneziano, cos'è successo? Che andando in Brianza a 16-17 anni mi dicevano tutti, quando cantavo ero un po' un tipo rock con i capelli lunghi, dicevano il veneziano, mi chiamano tutti veneziano. Ah, ok. Mi è rimasto in mente sto rosso veneziano e ho detto, quando il produttore che ho trovato un po' di anni fa ha sentito le mie canzoni, le piacevano, e mi fa, ti posso lanciare le tue canzoni? E difatti si trovano in tutti su Amazon. Si trovano dappertutto, tutti gli store digitali. Ha venduto anche parecchio all'estero. Adesso sto facendo ho fatto il secondo CD che sta uscendo a giorni, adesso lo farò vedere. E cosa è successo da questo? Questo rosso veneziano ha avuto discreto successo. Ogni tanto ad Antenna 3, lunedì devo andare a registrare 6 canzoni. Mi sono trovato con delle canzoni, addirittura ho consegnato in 6 anni 70 canzoni alla SIAE, Addirittura. testi e musica, no, veramente. Io non so come facciano ad uscirmi, perché come mi esce un quadro, perché sono passato anche all'astrattismo poi il quadro, perché non mi interessava più pubblicare la realtà delle cose. Era sempre una copia come era per la musica all'inizio. Esatto, no? io copiare la realtà non mi serviva più, anzi mi ero quasi ammalato perché non riuscivo più a esprimere me stesso. Sono passato automaticamente, eliminando completamente la realtà delle cose, sono arrivato all'astrattismo puro. Cioè io attraverso il colore proprio, la composizione, l'armonia dei colori, devo creare emozioni su chi osserva queste cose, e questa è la vera creatività dell'uomo. E io mi sono accorto che questa creatività la posso fare anche con la musica. Perché con la musica? Perché io c'ho il pentagramma, la nota la metto dove voglio, inizio con il mi, con il sol, con la, col re, qualsiasi nota, io metto la prima nota. La difficoltà dove sta poi? Sta nel dove collocare la seconda. Giustamente. Quindi la musica non è nelle note, ma è fra le note, tra una nota e l'altra. Io devo alzarmi, mi devo abbassare, e la durata, devo farla 4 quarti, 2 quarti, 3 quarti. Quindi la durata è come comporre un quadro astratto. Io ho una parete libera e dico il colore lo devo mettere qui, lo devo mettere là, poi devo dare l'equilibrio formale.
Quindi mi sono trovato avvantaggiato rispetto ad altri, perché, come si dice, con la pittura avevo già questo sentimento, diciamo, Avevi sviluppato questo schema, questa forma mentis, no? Esatto, e io con la musica faccio la stessa cosa. Adatto le parole, le metto dove voglio io. Io sono padrone di quello che faccio. Allora cosa vuol dire? Che quando io canto una canzone, se la faccio bella perché l'ho fatta io, l'ho creata io, la creatività sta in questo. Quando invece devo fare la canzone di un altro, devo seguire però quello che il suo lui, sentimento, no? E quindi sicuramente lo eseguirò sempre male, perché l'artista vero deve farsela lui la cosa, altrimenti per me non è arte. L'arte è questa, per me. Purtroppo sono fatto così, e cosa devo dire? Ho iniziato magari un po' tardi a fare musica, però 70 canzoni alla scena non sono poche, e ne ho altre ancora da fare. Adesso sto registrando per il terzo CD, che non è poca cosa, e quindi mi accorgo che vado un attimino, supero quello che erano gli inizi. Quindi la pratica, messa assieme alla filosofia di sviluppo di musica, di fondo anche, in fondo è arrivato a una buona conclusione, perché un produttore che prende uno come me, fa firmare un contratto e mi manda in tutti gli store digitali, quello che il mio arrangiatore mi fa: guarda che sei anche non solo fortunato, ma forse anche un po' bravino, mi ha detto. No, vabbè, io dico, se Cristo mi ha detto porta 100 kg, porto 100 kg, uno ne porterà 200, ma se io mi sforzo non li porto più 200 e mi fermo lì e sono tranquillo in questo modo, e purtroppo questo è il mio modo di esprimermi. Adesso vediamo un attimino, se qualcuno ascolterà i miei brani, va in tutti gli store digitali, li può trovare, scarica un brano solo, scarica tutti quelli che vuole. Bruno, posso far vedere i CD, posso far vedere benissimo i certo. CD. Un brano comunque lo ascolteremo oggi, no? Sì, ho dedicato un brano, io pochi giorni dopo il Bataclan di Parigi, quando è successo questo, mi sono sentito un vero veneziano quando ho sentito quella ragazza che è morta, ha lasciato il suo amore, tutte queste cose. E lì ci ho messo anche l'anima per fare questa musica, ed è una musica che spacca. Se tu l'ascolti ad occhi chiusi, la vedi al buio, è qualcosa che veramente ti penetra, entra dentro. Addirittura la batteria sembra un organo, è una cosa strana, molto strana, però questi sono i miei sentimenti. Purtroppo io sono fatto così e voglio far ascoltare proprio questo brano, perché secondo me merita di essere sentito. Com'è, soprattutto dai giovani. Com'è che si chiama? Addio Venice, cioè questa ragazza che dice addio alla sua Venezia, malgrado sia morta lì a Parigi, però sicuramente avrà pensato alla sua Venezia quando è successo il fatto, ed è bruttissimo quando uno è al concerto, ascolta le cose bellissime e poi si accorge di morire, di lasciare il suo amore. È una cosa pazzesca, e i ragazzi dovrebbero capire queste cose, capire quant'è il valore della vita, no? Il valore della vita. Ecco, questa canzone l'ascoltino bene, che è qualcosa secondo me molto... Allora io vi segnalo che potete contattare Bruno all'indirizzo mail toniolobruno470@gmail.com o al numero di telefono il 339 4863 944, giusto? Ok, giustissimo. Perfetto, sì. Bruno, allora io ti ringrazio di essere stato con noi. Posso Facciamo vedere esatto i tuoi CD. Questo è il primo CD. Questo è il primo. Il primo, e qui è titolato Un oggetto per amica, perché io ho visto delle ragazze sul cubo che mostrano solo le loro forme, ma la loro espressione interiore, i suoi sentimenti non la possono mostrare. E ho creato una canzone che è bellissima qui dentro. Questo è il secondo CD. Ok. Ai confini dell'anima. Questo perché ai confini dell'anima? Perché quando uno crea qualche cosa arriva proprio ai confini della sua anima, dà tutto quello che ha, non potrebbe passare oltre, e quindi ai confini dell'anima. Qui ci sono altri 14 brani, molto validi anche questi, e li possono trovare negli store digitali, usciranno a breve. E allora io ti ringrazio di essere stato con noi. Qui invece abbiamo, niente, volevo far vedere un attimo. Che cosa? Ma le mie recensioni sul fatto artistico, sulla pittura. Prova a aprire un attimo qui se riusciamo. Una situazione un po', quindi... No, qui dentro c'è il segnale qui in fondo, guarda. Vai avanti, ecco qui. Ok, ecco. Sì, effettivamente c'è anche la foto. Sono pagine, Como Arte e Cultura, pagine, poi altre, ce ne sono altre qui davanti, tutti i miei quadri, e si possono vedere qui. Perfetto, allora io ti ringrazio di essere stato con noi, Bruno. Ti auguro una buona serata. Senz'altro, altrettanto a tutti i telespettatori e spettatori che si possono trovare sulle radio. Ok, grazie veramente. E ai nostri ascoltatori ricordo che adesso ce lo ascoltiamo Bruno Toniolo, questa è la sua Addio Venice. Giovani tutti uguali, felici per le strade di Parigi. Ancora nel cuore mi
mille sogni veri amici e vivere la libertà senza nemici. Cercavi la tua strada, dove sei finita? Volata lassù in cielo, in un mondo parallelo. Ballerini, non sapevi che oltre l'amore c'è il veleno. Adie, 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 adie Denise. Non vedrai più i colombi volare lassù nel cielo verso il mare. Adie, adie Paris, adie a Saverne. Adie, 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 vous ne savez pas pourquoi. Mon amour, adie. Riprendi la tua voce, riprendi la tua vita. La tua storia non è finita, ora tutto può cambiare con parole già scritte. Se questo è un uomo, Auschwitz non son servite a niente. Strade deserte, strade affollate, come foglie distese sui prati d'estate. Muri crollati, sgualciti dal tempo, ma la musica non è cambiata. Note tutte uguali e distorte, è cambiata così.